Adesso entriamo in una parte del dibattito, perché in realtà la controparte manca, e comunque cedo la parola a Michele Scanzaro. Buonasera a tutti, io ringrazio gli organizzatori a nome del comitato di cui sono attualmente il presidente e soprattutto ringrazio voi per la presenza. Penso che vi renderete conto che deve essere piuttosto difficile nella mia posizione mantenere vivi i temi di questa serata, dal momento che la controparte è assente. È un'assenza che non può cadere così nel disinteresse generale. Mancano coloro che promuovono e intendono costruire l'impianto. Se questo fosse un incontro sportivo, e nello sport le regole e l'etica sportiva sono più importanti a volte del risultato stesso, avremmo vinto a tavolino, perché per l'assenza della controparte. Noi adesso, da semplici cittadini, come vedete, ed è anche questo un tema ben rappresentativo della situazione, dobbiamo far fronte a qualcosa che ben non conosciamo. All'inizio non conoscevamo affatto i temi in questione, ci siamo trovati ad affrontare l'argomento da semplici cittadini, ognuno con le proprie attività, con i propri interessi, con i propri hobby, con il proprio tempo limitato a disposizione, e abbiamo dovuto appunto far fronte a questa mole impressionante di informazioni che improvvisamente sono state calate sul nostro territorio. Prima si diceva si tratta di decidere che cosa fare. Fortunatamente l'assessore Giorgetti ha detto chiaramente che si tratta anche di capire se questa è effettivamente un'esigenza per il nostro territorio, e qui possono sorgere dei dubbi, però i temi non finiscono qui. Qui non si tratta di suggerire qual è la migliore tecnologia a un'impresa privata che viene per fare profitto. Qui si tratta di capire se voi, che siete i cittadini, la volete. Se questa iniziativa è nelle vostre corde ed è qualcosa che voi ritenete utile. Secondariamente bisogna capire chi decide questo, e certamente questi temi non avranno risposta finché le amministrazioni comunali coinvolte, parlo di quella in particolare di Sanguinetto, perché l'amministrazione comunale di Ciarea questa sera si è fatta promotrice dell'incontro, quella di Casaleone addirittura in tempi record ha risposto a una nostra esigenza e ci ha offerto l'auditorium gratuitamente per ospitare la serata con il professor Tamino alcuni giorni fa. L'amministrazione di Gazzo, anzi io adesso mi scuso con il geometra Boinsegna, che era presente anche a Casaleone e non è stato ricordato la presenza anche del comune di Gazzo. Se sono presenti altri amministratori ne accolgo l'occasione per ringraziarli, ma fa onore a loro naturalmente la presenza. E quindi dicevamo, se voi la volete è un primo tema, chi decide è un altro tema, e questo al di là di continui rimandi al fatto che decida la regione per tutti ci dovrebbe preoccupare. E poi dovremmo capire chi la vuole questa centrale o queste centrali così che nascono in continuazione a fungo in tutto il nostro territorio senza che ci sia una programmazione. Poi continuando con la retorica, perché purtroppo bisogna riempire i vuoti causati da altri, a scuola mi ricordo che quando si veniva interrogati si sapeva su quale materia. Adesso qui non saprei se iniziare, il mio intervento vi assicuro non durerà ancora molto, se si sta parlando di storia recente, quindi si deve spiegare chi sono le persone che intendono promuovere l'impianto, il fatto che questo impianto è stato bocciato a Casaleone, scusate, a Gazzo Veronese in primo momento, successivamente a Nogara, quando in 2 mesi il comitato di Nogara contro questa centrale ha fatto dei miracoli, perché ha fatto letteralmente scappare i promotori, i quali poi hanno trovato terreno fertile evidentemente nella nuova amministrazione di Sanguinetto. Se si parla di tecnica, sempre ritornando all'analogia con la scuola, se si parla di educazione tecnica, per cui bisogna parlare semplicemente sul piano tecnico, e io qui ho avuto l'occasione di conoscere miei concittadini che hanno fatto leva sulle proprie conoscenze, sulle proprie professionalità per guadagnare informazioni e metterle a disposizione di tutti.
se si sta parlando di filosofia, se stiamo quindi cercando di capire che cos'è il bene comune e dove siamo orientati, oppure se stiamo anche semplicemente parlando di educazione civica, cioè dell'impegno che abbiamo capito fa la differenza in molti casi. La realtà è che purtroppo queste decisioni sono state prese sulla nostra testa perché noi ci siamo disinteressati alla questione, ed è su questo tema che dobbiamo fare la differenza d'ora in poi. Dobbiamo partecipare alle decisioni che ci riguardano, indipendentemente dalla complessità, ognuno per ciò che è in grado di fare. Degli assenti abbiamo già parlato, dei presenti sicuramente io mi avvalgo della collaborazione di altre persone che come me hanno deciso di intraprendere questa battaglia, e ve li presento, che sono qui alla mia destra. Naturalmente c'è l'ingegnere Barbara Bennati, che è vicepresidente del comitato, e l'ingegnere Diego Toti, che è ingegnere ambientale in particolare. Ecco, loro sono i nostri portavoce per quanto riguardano gli aspetti tecnici, fanno parte della commissione tecnica che noi abbiamo formato per cercare di contrapporre il sapere a una procedura che è sempre meno alla nostra portata a quanto pare. Chiudo solo facendo un riferimento e dando un'informazione che quanto attualmente mi risulta. Pare che il comune di Legnago, che ha approvato in precedenza una centrale di caratteristiche simili, si veda ora nell'impossibilità di ritirare il provvedimento. Questo perché lo dico? Perché il sindaco di Sanguinetto non fa altro che annunciare che pilotescamente nemmeno se ne sia lavato le mani, ma spetti semplicemente alla regione, agli organi regionali, agli organi preposti, decidere per tutti. A quanto pare invece la nuova amministrazione di Legnago, almeno questo così mi è stata passata l'informazione, ha cercato di avanzare delle correzioni a quanto era stato deliberato. La Regione Veneto non le ha recepite affatto, e questo a mio avviso dimostra quanto queste operazioni siano semplicemente strumentali alla costruzione di impianti che rendono denaro più che energia. E non sto parlando di interessi loschi, sto parlando di interessi privati, semplicemente, puro e semplice. Probabilmente ora il comune di Legnago sarà un utile capo espiatorio della situazione, si dirà che la colpa è dei cittadini, degli amministratori, di chiunque, ma la procedura di per sé non tutela nessuno. Non so se avete visto il film del dottor Stranamore. In quel film si rispettavano esattamente le procedure, si verificavano che le cose fossero fatte correttamente, ma si andava al disastro e all'autodistruzione di tutte le parti. Quello è un capolavoro del cinema che Stanley Kubrick ci ha donato, ma che è esemplare di questo atteggiamento. Noi non possiamo delegare l'intelligenza alle istituzioni. Le istituzioni sono lì per controllare che le pratiche e le procedure siano regolarmente portate avanti, ma nel complesso nessuno può sostituire nessuna collettività può sostituirsi alla coscienza del singolo. Per cui, scusatemi se sono entrato troppo in ambiti retorici, ma questo è quello che ho in animo, sono queste le ragioni principali per cui ho aderito al comitato. Ora, non so se vuole il preferisco passare lei la parola, ma parleranno Barbara Bennati, che è vicepresidente, ripeto, del comitato, e l'ingegnere Diego Totti.